Cultura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Dottor Viviani, siamo in onda, tocca a lei. Speravo ci Ti fosse fici il prosigno. pezzo. Mi perdoni, ero assopito perché aspettavo il pezzo del mitico Frank Zappa e di solito funziona così. E infatti adesso parte il vecchio Frank. My guitar wants to kill your mama. L'hai pronunciato già te, basta, mi hai già fregato. No, vabbè, pronuncialo tu, prego. Allora, questo pezzettino di Franceschino Zappa, fra parentesi, all'epoca ancora con le The Mothers of Invention, con la mia chitarra, volevo uccidere tua mamma. Un titolo, diciamo, incoraggiante. Incoraggiante. Buon ascolto, a tra poco allora, vai! I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I go past the car and your mama comes out screaming, don't come back no more. My guitar wants to kill you, mama. My guitar wants to kill you, mama. My guitar wants to burn you down. I get feeling when it makes me mad. Here I tried to call you. Your mama told me you weren't there. She told me don't bother to call again, 'cause I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I drive past the car and your mama comes out screaming, don't come back no more. Later I tried to call you. Your mama told me you weren't there. She told me don't bother to call again, 'cause I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the car and your mama comes out screaming, don't come back no more. My guitar wants to kill you, mama. My guitar wants to kill you, mama. My guitar wants to burn you down. I get feeling when it makes me mad. E allora, rieccoci qua alle 17:40 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ma com'è bello! Beh, modestamente, se permetti, guarda che cravattazza che mi sono messo oggi. Dopo questa falsa partenza, ben ritrovati, come ha detto il caro amico Antonino Danna, sulle radiofrequenze di Radio Libertà.
avete ascoltato, ve l'abbiamo già detto, ma si sentiva, era 1970, senti un po' Zappa già com'era, cioè un pezzo diciamo un po' più standard, un pezzo rock ascoltabilissimo, ma senti nel mezzo già come ci piazzava la sua genialità, la cosa che poi l'ha contraddistinto veramente poi negli anni, insomma, un genio, niente da dire. Siete, come vi dicevo, sulle frequenze di Radio Libertà con un Antonino Danna oggi veramente, ma veramente di un'eleganza che hai toccato una vetta oggi, hai toccato una vetta, te lo dico già. Grazie. Modestamente oggi con questa cravatta mi sento molto nel 1974. Poi ho l'approvazione della nostra Castellana Sveva che dalla sua torre ci permette di proiettarci alle vostre orecchie e ai vostri occhi e soprattutto, insomma, uno cerca di mettersi in ordine che così quando si va in onda si cerca di fare la giusta figura. Cioè, tu che stai diamine. dicendo, te sei vestito lì con un maglione che stai trasmettendo da Non casa, è un magari maglione, poi tesoro, c'è solo è mezzo un busto gilet, e tanto magari per sono in cominciare. mutande sotto. Te stai dicendo quello No, e invece io te sei sono... lì in studio. Eccomi qua. Sei in no, Oh. ma io no, dicevo io che sono a casa. Io non penso che sei negli studi di Radio Libertà in mutande. No, anche perché a quest'ora Sveva aveva chiamato il 112 e mi aveva denunciato piatti osceni, quindi non è che... Io No, in galera dicevo... ci sono stato da ragazzo, ma per animare la Santa Messa a San Vittore, non per reati di qualunque genere. Aspetta che Comunque, m'aggiusto. sono le Ecco. 17:42 minuti. Abbiamo già dato il meglio di noi, cioè il Sì. peggio di noi, come di consuetudine. Sveva, sopportaci. Sarà una puntata, diciamo questa, abbastanza interessante. Io vi preannuncio che sono senza caffè e con delle cervicali, quindi da buon ligure sono anche abbastanza scoglionato, perdonami questo francesismo, quindi Cioè, come si nato suol dire, la sopra torta uno di riso è scoglio. finita. Eh? Sei nato sopra uno scoglio. Sono bravo, sono nato sopra uno scoglio. Grande Antonino Danna. Sei più professionale in studio, ti dico, è un appeal diverso, ti vedo, sei Più nato per Alfa il Romeo. microfono, sei nato per il microfono. Comunque, detto Ecco. questo, sarà una puntata che spero di arrivare in fondo senza dover prendere altre medicine per il mal di testa. Quindi dal buon ligure esce il peggio di me, torta di riso finita, quindi avete capito molto bene. Sì, E appunto, ecco. detto questo, sarà una puntata interessante perché fra pochi minuti avremo con noi un esponente di Slow Food che ci parlerà dello Slow Wine 2025, quindi della manifestazione che c'è stata in quel di Bologna, molto interessante, dove sono stati riuniti tutti i vini slow, quindi si parlerà di vino, si parlerà insomma di questa manifestazione e dei numeri di questa manifestazione molto interessante, anche di questo fascino, fatemi dire, sui vino un po' meno costruito, un po' più genuino, ma genuino proprio diciamo nei gusti, ecco, non solamente un po' meno strutturato, diciamo, infrastrutturato, ecco, ora magari uso un gergo che un enologo si sta uccidendo per questa cosa che ho detto, però insomma ci spiegherà bene il nostro ospite e poi avremo un nostro amico, un grandissimo nostro amico che è Marco Campomenosi e per gli appassionati, per tutti i complottisti della radio parleremo dei dazi dell'America, quindi parleremo naturalmente della nuova presidenza Trump e di quello che succede, almeno si preannuncia che succeda con i dazi per la comunità europea, quindi naturalmente anche per il settore dell'agroalimentare, ma se Sveva mi dà la conferma dovremo avere già il nostro ospite in linea, giusto E Sveva? gli diamo anche il benvenuto. Assolutamente allora sì, sì, confermo. grazie Sveva. Allora do il benvenuto a Giancarlo Gariglio che naturalmente fa parte di Slow Food Italia, ma non solo, è curatore della guida Slow Wine e ideatore, cioè quindi abbiamo proprio chi ha ideato questa manifestazione, questa kermesse che è durata, se non mi sbaglio, poi mi confermerà il nostro ospite, 3 giorni o 4 giorni in quel di Bologna, ora non mi ricordo perché dovrebbe essere stata da domenica a martedì, sì, dove sono riuniti tantissimi produttori, parliamo di più di 1000 aziende, ma soprattutto una grandissima affluenza di pubblico. Buonasera Giancarlo, Sì, scusami, Giancarlo, sì, ho scritto ciao. male in sovraimpressione, Sì,
si confondono tutti comunque, non è un problema. No, ma perché È io un non ti classicone. conosco, ci siamo conosciuti, però ho visto in Sì. sovraimpressione e ho detto mi sarò sbagliato io, quindi No, mi ha no, sbagliato ma ecco, classicone. bravissima, Sveva in Qualche diretta ci nome. scrive il nome correttamente. Ciao Giancarlo intanto. Ciao a tutti. Allora, raccontaci Grazie un po' dell'invito. di questa manifestazione, in quel di Bologna, i risultati che avete ottenuto, ma soprattutto tanti produttori e fatemi dire, dato che mi sono andato a fare anch'io un gotto, perché avevo i miei produttori delle Cinque Terre proprio in quel di Bologna per questa manifestazione partecipatissima. Era un lunedì mattina, ma tantissime persone. Quindi intanto i complimenti e le congratulazioni. Beh, grazie, sì, siamo contenti, una manifestazione che ha coinvolto oltre 1000 cantine, siamo 1060 circa, quindi numeri molto, molto importanti, diciamo che si colloca al secondo posto come fiera a livello italiano dal punto di vista numerico. E come dicevate voi prima del collegamento, comunque ha una forte trazione verso il biologico, tanto è vero che il 70% di queste 1000 cantine sono certificate biologiche o in via di certificazione, quindi un numero molto molto alto. E poi ci sono anche molti esponenti, diciamo, di quel, non mi piace molto il termine, però sicuramente fa capire bene di quello la cosa di cui parlo, del vino naturale, nel senso che grazie alla partecipazione di distribuzioni molto importanti come le AAA di Veglier e altre come Arché, Elemento Indigeno, quindi distribuzione in primo piano, oltre l'associazione Vignaioli Territorio e Demeter, avevamo un gruppo molto nutrito di aziende che ricadono sotto il cappello del vino naturale. E quindi decisamente una manifestazione dove appunto si parla di vino artigianale, di vino realizzato con poco intervento enologico e con soprattutto un'agricoltura che noi amiamo definire buona, pulita e giusta. Bene, ma infatti ti volevo chiedere, poi lascio la parola all'amico Antonino, ma cresce questa ricerca? Perché io devo dire la verità, mi attira tantissimo il tema della sostenibilità, mi attira tantissimo il tema agricolo, però da consumatore mi piace provare, devo dire la verità, forse, ora ti dico questo sentimento mio, non so se lo condividono i radioascoltatori o anche te Antonino, cioè questi vini hanno qualcosa che diciamo, li rende un po' più di fascino, cioè il fatto di scoprire forse anche dei gusti un po' diversi, gusti magari anche più difficili da capire, però non sono quel bicchiere che ti dice tutto, però quando ti dice veramente tutto, sembra quasi che non ti dica niente. Sbaglio, questo è un sentimento, però non vorrei essere frainteso. Dimmi cosa ne pensi, Giancarlo. Soprattutto la risposta della gente. Io penso che interessi molto questi vini che comunque, secondo me, raccontano una storia, una propria storia, che non abbraccia tanti argomenti, ma è una propria storia, ecco, cioè, non so se mi sono spiegato, magari ho detto una serie di castrolini, Sì, dimmelo te Giancarlo. no, ma figurati. Ma è per semplificare molto, poi vabbè, penso che però aiuti a capire. È come quando si comprano le uve, scusa, le fragole al supermercato, oppure le compri da un agricoltore che conosci e che le coltiva in una maniera giusta, quindi hanno un altro sapore, sono vini meno pompati, si usano meno, diciamo, agenti naturalmente del tutto legali, ma comunque che rischiano un po' di omologare il sapore. E i vini che tendenzialmente piacciono a Slow Wine, questa parte un po' più artigianale si sente, ma non è che sia una questione di difetti, perché qualche volta si confonde la particolarità col difetto, no? È proprio il fatto che manipolando di meno il vino rimane meno omologato ed esce fuori di più il territorio, il vitigno e proprio le sue caratteristiche principali. Quindi sono vini che a noi hanno un sapore un po' diverso, ci piacciono di più e sono quelli di cui ci piace parlare, anche perché poi allargando un po' il discorso, oltre alla qualità,
facendo un'agricoltura virtuosa, difendendo il paesaggio, perché molte volte ci sono produzioni che sorreggono proprio il paesaggio, il territorio, e tanto è vero che poi l'UNESCO in 4 casi ha riconosciuto patrimonio umanità zone italiane dove si produce vino, quindi il Barolo, il Conosco molto Brunello, bene. Cinque Terre e Valdobbiadene. Quindi ne abbiamo ben 4 premiati, riconosciuti dall'UNESCO, e questo vuol dire tanto, vuol dire che davvero il viticoltore è custode del paesaggio. E poi infine non dimentichiamoci il ruolo che invece ha dal punto di vista sociale la coltivazione dell'uva in territori dove magari non esisterebbe un'economia. Non so, si prendesse la macchina del tempo e si andasse 30 anni fa a Barolo, si prende uno che passava per strada, gli avessimo detto guarda che qua tra 30 anni fai fatica a parcheggiare da quanti turisti ci sono, ci avrebbe preso per pazzi, perché comunque è davvero una rivoluzione copernicana per certi luoghi. E la viticoltura, il vino è anche questo, cioè adesso è demonizzato per causa dell'abuso, oppure dicono che i giovani si allontanano dal vino, invece secondo me queste questioni sono invece molto 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 anche interessanti per dei ragazzi giovani. Assolutamente. Prima di lasciare la parola a bevande Antonino, testimonio il non fatto ce che l'hanno. a Slow Wine c'era anche tanti ragazzi, ma non tanti ragazzi che si facevano spiegare il vino, perché il bello di queste manifestazioni è proprio l'incontro col produttore, il bicchiere alla mano, e ti racconta la storia, la fatica, come viene, e ti spiega il vino, naturalmente, le sue proprietà, però ti racconta anche la sua esperienza. Antonino, lascio la parola a te. Allora, intanto grazie ancora per il tempo. Vogliamo dare qualche numero anche solo come giro d'affari di questo settore? Perché in questi giorni sì, si parla tanto di slow wine, si parla tanto di cultura del vino, e credo che anche dare i numeri, dire che cosa rappresenta per la nostra economia questo settore, è la giusta risposta mi sembra una sorta di offensiva che ora viene fatta nei confronti del vino che viene criminalizzato. Non so se ci avete fatto caso, ma diciamo negli ultimi 10-15 giorni sto assistendo su giornali e anche su qualche altra emittente, ho sentito interviste, ho letto degli articoli dove ci spiegano che bere il vino fa venire il cancro, che rischiamo la salute quando stappiamo la bottiglia e tutto il resto. Ecco, possiamo evitare questa crociata, il tiro al vignaiolo, per favore? Ma sì, sicuramente quando si parla di abuso è fuori di luogo, che sappiamo benissimo che non è una cosa positiva, e quindi l'abuso va sempre contrastato. Invece il consumo, che è un consumo normale del prodotto, del vino in sé per sé, svariati studi medici non lo dicono come letale, quindi voglio dire, cioè, anche quando si fa un abuso magari di carne rossa o di cibi molto grassi, zuccherati, forse anche peggio. Quindi questo è un po' il discorso. Invece per il valore si parla di 12 miliardi di fatturato solo di vendita di vino, cioè quindi solo strettamente a produzione, di cui 7 miliardi di esportazioni. Quindi sono valori molto alti. Poi in realtà il giro di affari legati al vino è molto più alto, si parla di oltre 30 miliardi, perché poi si aggiunge tutta la ristorazione naturalmente e il turismo legato al vino, quindi un settore davvero centrale nell'economia del nostro paese, soprattutto è il trainante per l'agricoltura italiana ed è il settore che marginalizza di più. Non ci fosse il vino, se fossimo, purtroppo chi vende carote o patate sa benissimo che il margine nel fatturato è molto, molto, molto più basso, quindi si parla di un prodotto molto, molto differente, è un po' la fiore all'occhiello, e il prodotto a cui noi di Slow Food chiediamo anche di trainare un po' la rivoluzione agricola e la transizione ecologica che dovrà avvenire per forza di cose, perché l'unico prodotto, avendo i margini e anche forse
un'apertura internazionale così ampia a poter fare questa cosa. Ad esempio alla Slow Wine Fair il tema principale era quello legato al packaging e alle emissioni di gas serra in seguito alla produzione del vino, e abbiamo sottolineato come all'interno della produzione del vino dal 30-70% le emissioni sono date dal packaging e soprattutto dal vetro, quindi una scelta più consapevole del vetro da parte del produttore, un abbassamento della grammatura e anche poi del cartone, delle spedizioni, tutto quanto può fare davvero la differenza. E appunto questi sono argomenti che nessun'altra bevanda al mondo si pone. Il vino proprio ha queste caratteristiche anche di trainare una transizione verde che è ineluttabile e importante. Assolutamente, da portare avanti. Penso anche all'agritech, penso all'agricoltura di precisione, che saranno importantissime. Si è parlato di tanto e ritorno a farti i complimenti, perché se hai parlato giustamente di paesaggi terrazzati, di dove l'agricoltura forma il paesaggio, i vostri presidi sono famosi anche, diciamo, come veramente presidi per far conoscere dei prodotti che potrebbero comunque cadere nel dimenticatoio. È proprio, diciamo, il vostro appoggio anche, diciamo, non è solamente sul prodotto, ma proprio sulla cultura che viene portata dietro del territorio. Per il 2026, pronostici, il prossimo Slow Wine, cominci già a pensarlo oppure insomma ti riposi un po', Giancarlo? Domani parto per gli Stati Uniti, perché andiamo a fare un tour invece di promozione del vino italiano in America, dove ci attende un clima non semplicissimo. Ne parliamo nella seconda parte della puntata, guarda, se vuoi rimanere in ascolto sarà il nostro argomento. In bocca al lupo allora. Quindi partiamo per quello, però stiamo già pensando comunque all'edizione prossima, che si svolgerà tra il 22 e il 24 febbraio, abbiamo già le date, e contiamo di confermare, se non crescere, perché comunque le ultime edizioni sono state una crescita, ad esempio quest'anno abbiamo avuto più 40% di visitatori e l'edizione prima era stato un più 30%, quindi in 3 anni abbiamo fatto quasi un più 100%, se si va a calcolare, di persone che sono entrate alla Slow Wine Fair, e anche come operatori, come cantine siamo cresciuti dalla prima edizione da 500 alle attuali 1000, quindi c'è una bella crescita, siamo contenti. Poi non è che si può crescere in modo indefinito, anche giusto a un certo punto bloccarsi, perché la crescita infinita non è mai bene, però siamo contenti che comunque c'è una bella attenzione in un momento non facile per il mondo del vino, che avete sottolineato proprio voi, sia per i consumi sia per gli attacchi un po' così anche immeritati. Vedere una manifestazione che funziona così bene è una bella boccata di ossigeno sia per i produttori, che tutti i giorni vanno in vigna, quindi per le loro fatiche, sia per noi che comunque facciamo la nostra parte, speriamo, nel promuovere un certo tipo di vino che secondo noi non è da demonizzare, perché in realtà fa anche bene al pianeta, per tutte le cose che ho detto prima, dall'agricoltura pulita al paesaggio, ai rapporti che poi sociali all'interno della cantina, ad esempio un'attenzione e combattere il caporalato, che è una piaga molto, molto grave della nostra agricoltura, e quindi un'attenzione maniacale, tutte queste cose. Tra l'altro probabilmente, lo dico un po' in anteprima, sarà l'argomento della prossima Slow Wine Fair, quindi tutto il lato sociale, l'attenzione al lavoro, all'inclusività delle donne, dei giovani nel mondo del vino italiano, che si deve ancora fare molta strada in questo senso, è ancora molto maschilista, e i rapporti qualche volta con dipendenti stranieri, perché se non ci fossero loro la viticoltura non esisterebbe, è un po' sbilanciata, quindi si devono fare passi avanti e Slow Wine in questo vuole fare la sua parte. Bene, io ti ringrazio Giancarlo per essere stato nostro ospite, salutiamo quindi Giancarlo Gariglio per Slow Food. Ciao Giancarlo, alla prossima. Ciao, grazie davvero per questo spazio. Grazie ancora. Adesso liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Noi torniamo tra poco.
Avete ascoltato Chilometro Zero.